Ecco la situazione meteorologica, ancora alta pressione sull'Italia per tutto il fine settimana, ma grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali nei bassi strati lungo la fascia costiera, il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se non sono da escludere nubi basse a carattere locale. Nel pomeriggio intensificazione della copertura nuvolosa sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti a cappello sui crinali marittimi corrispondenti in serata. Per il resto della regione cielo sereno poco nuvoloso. Venti da deboli a moderati da nord sul settore centro-occidentale, rinforzi fino a tesi in serata, levante venti deboli e orientali, mare stirato sotto costa, tendente a mosso al largo, temperature massime in calo sui versanti padani centro-occidentali e a tratti sul settore centrale costiero, stazionari altrove e non oltre i 17 gradi. Per domani, sabato 13 dicembre, i tecnici della Limet prevedono al mattino addensamenti bassi sui versanti padani centro-occidentali in via di attenuazione durante la mattinata, cielo poco nuvoloso altrove e nel pomeriggio cielo sereno ovunque. Venti moderati o forti da nord tra la notte e il primo mattino sul settore centro-occidentale della costa, progressiva attenuazione nell'arco della giornata. Altrove venti deboli e variabili, mare mosso al mattino al largo stirato sotto costa e in seguito mare ovunque quasi calmo. Temperature senza variazioni di rilievo con grande escursione termica tra giorno e notte. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 14 dicembre. Si prevede una giornata soleggiata con qualche nube bassa sotto costa sul settore centrale nel pomeriggio ma senza conseguenze. Venti deboli, mare poco mosso e temperature in aumento.